Buongiorno, buona domenica e ben ritrovati con l'informazione qui su Telefriuli. In primo piano le elezioni, oggi si decide il tutto per tutto, ballottaggi, siamo a Gorizia, a Codroipo e a Sano Decimo, dove dopo le 23 si deciderà chi amministrerà di fatto queste realtà. Si vota infatti per il ballottaggio per l'elezione dei sindaci dopo il primo turno di 2 settimane fa, urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 23, spoglio subito dopo, proprio nel cuore della notte. In attesa dei primi dati sull'affluenza, ascoltiamo una scheda su questa tornata elettorale, l'ultima prima delle elezioni regionali del prossimo anno. Il servizio. 58.828 gli elettori chiamati al voto per il ballottaggio dei comuni di Gorizia, Sano Decimo e Codroipo. Di sicuro la sfida più importante è quella che si gioca nel capoluogo esontino, dove il sindaco uscente, Rodolfo Ziberna, tenta il bis e parte in vantaggio sulla concorrente Laura Fasiolo. Nel primo turno l'esponente del centrodestra raccolse 6.330 voti rispetto a 4.666 della candidata del centro-sinistra, uno scarto quindi di 11 punti in percentuale. Ad Azzano Decimo, dove andò a votare il 55% degli elettori, a sfidarsi saranno Massimo Piccini in rappresentanza degli Istrazzano e Fratelli d'Italia ed Enrico Guin, che guida le liste Partito Democratico e Azzano insieme. Qui il margine nel primo turno è stato di appena 206 voti. Infine Codroipo, dove l'astensionismo nella prima tornata si è fatto ancora più sentire, con appena metà degli elettori che si è presentata alle urne. La lotta sarà tra Guido Nardini, che nel primo turno mancò di pochissimo la maggioranza dei voti con il 49,32%, e l'esponente del centrodestra Gianluca Mauro, che cercherà la disperata rimonta. In tutti e tre i comuni non c'è stato alcun parentamento di liste, seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23. Una bottiglia incendiaria tipo Molotov è stata lanciata la scorsa notte contro un'autovettura parcheggiata in via Mantova. Siamo a Udine, come tra le altre cose potete vedere in queste immagini. Alle 3:15 alcuni residenti hanno sentito una forte esplosione, subito dopo hanno visto delle fiamme provenire da una Citroen Picasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la stessa vettura, dal momento che era alimentata da un impianto GPL. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. La natura dell'incendio è dolosa, ma non si esclude il fatto che possa essersi trattato di una bravata di qualche ragazzino. 12 migranti di nazionalità bengalese sono stati rintracciati questa notte a Pontebba. Ad intercettarli su segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri, dopo essere stati controllati ed identificati, sono stati accompagnati alla caserma Cavarzerani di Udine. Il rintraccio avvenuto nella notte scorsa si aggiunge a numerosi altri avvenuti nell'ultimo periodo. Prime famiglie completamente senza acqua, è così che apriamo il capitolo sull'emergenza idrica. Succede a San Vito al Tagliamento, dove ci sono stati i primi segnali di quella che si annuncia essere una vera e propria emergenza idrica. Per avere le cisterne i cittadini dovranno aspettare ancora un giorno, arriveranno infatti a partire dalla giornata di domani. Sentiamo allora il sindaco Alberto Bernava, che esterna tutta la sua preoccupazione in questo preciso momento. Emergenza idrica a San Vito. La situazione ad oggi è sotto controllo, ma abbiamo diverse segnalazioni. In questo momento 2 abitazioni senza acqua e altre segnalazioni di circostanze di difficoltà con gli impianti e con l'approvvigionamento idrico. Una situazione che ci ha visti subito muoverci per organizzare al meglio e tempestivamente i soccorsi e gli interventi insieme a LTA, che è l'ente gestore, e alla nostra protezione civile, direttamente con Palmanova e chiaramente con l'ausilio e la collaborazione della protezione civile locale. Da lunedì a San Vito ci saranno le prime cisterne nelle zone del Capraio e Ligugnana, intanto 2 abitazioni, ma in queste ore ci sono arrivate altre segnalazioni di serie difficoltà. E veniamo adesso ai dati della pandemia. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 910 casi positivi su un totale di 4.000 test e tamponi eseguiti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148, 12 in più rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo ci sono stati anche 2 decessi, entrambi registrati a Trieste. L'associazione Partigiani Osoppo ha ricordato oggi i patrioti dell'associazione omonima Brigata, uccisi nel 1945 al Bosco Romagno di Cividale del Friuli. Questa mattina si è tenuta la cerimonia commemorativa. Dopo la posa delle corone sul cipo sono seguiti gli interventi di saluto del sindaco di Cividale Daniela Bernardi e delle altre autorità. Sono intervenuti inoltre il presidente dell'Appo Roberto Volpetti, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardo, con gli onorevoli Roberto
Roberto Novelli e Deborah Serracchiani. È sostanzialmente buona la qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia, lo ha accertato l'ARPA, che domani presenterà l'annuale relazione sulla qualità dell'aria in regione. Secondo le prime anticipazioni dei dati dell'ARPA sussistono delle criticità solo per l'ozono e per il benzoapirene, ma limitatamente a zone dove viene utilizzato massivamente legname per il riscaldamento domestico. Un contributo straordinario di 450.000 euro per 34 enti di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia, ristoro dei maggiori oneri sostenuti tra il 1° agosto del 2021 e il 31 luglio di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla formazione Alessia Rosolen nell'imminenza dell'inizio dei lavori d'aula sull'assestamento estivo di bilancio. I rincari delle bollette hanno aggravato una situazione di difficoltà per gli enti di formazione già dovuta al periodo pandemico, ha affermato la stessa Rosolen. Da qui l'approvazione di un emendamento alla legge di assestamento estivo che prevede appunto l'erogazione di un contributo straordinario. La carica dei 1000, tanti sono stati partecipanti al motoraduno nazionale Città di Udine, che questa mattina è partito con l'immancabile motogiro in omaggio alla città, in cui tutti gli iscritti hanno partecipato ad una vera e propria parata di 15 km per le vie del centro storico. Noi c'eravamo, allora sentiamo il contributo in questo servizio. Motociclette, turismo e puro divertimento, ingredienti che hanno animato la 4ª edizione del motoraduno nazionale Città di Udine. Questa mattina è partito l'immancabile motogiro in omaggio alla città, in cui tutti gli iscritti hanno partecipato ad una vera e propria parata di 15 km per le vie del centro storico. Noi abbiamo iniziato già ieri a fare il giro in moto, siamo andati nei colli a Capriva del Friuli e a Cormons, dove abbiamo fatto delle visite bellissime. Oggi c'è la parata in omaggio alla Città di Udine, come facciamo ogni anno. Noi è il 4º anno che facciamo questo motoraduno, abbiamo avuto motociclisti anche dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia, e per noi è una grande soddisfazione. L'evento più atteso della regione, dedicato agli appassionati delle due ruote e non solo, è stato organizzato dallo storico Motoclub Morena. Ha messo in scena una 3 giorni dedicata alla scoperta del Friuli e dei suoi paesaggi, la storia, l'arte e l'enogastronomia. Quello che può sembrare un'attività ludica, il piacere di ritrovarsi, la definizione di motoraduno in effetti è soprattutto turismo. E devo dire che il Motoclub Morena, ma la città di Udine che ha messo a disposizione questo luogo così centrale, lo ha inteso e lo sta interpretando nella maniera ottimale. Oggi finalmente possiamo dire che ci siamo rimessi in moto. E a proposito di due ruote, da Viano ci arriva la storia di Denis ed Edi, simpaticamente definiti cavalieri in Vespa, che sono partiti ieri mattina da Piazza Duomo, proprio nel comune della Pedemontana Pordenonese, per il loro viaggio a caccia della 4ª stella. L'obiettivo dei due vespisti friulani è di toccare i 4 punti cardinali d'Europa, viaggiando appunto sulle due ruote. Dopo aver conquistato Capo Nord, le isole Canarie e l'Islanda, i due vespisti friulani Denis Ciani ed Edi Fadelli, partiti sabato da Viano, puntano verso l'Europa dell'Est in sella alla loro Vespa PX200, un viaggio che li vedrà percorrere poco più di 6.000 km in un mese, con il rientro fissato il 23 luglio nella Villa de Brandis di San Giovanni alla Tisone. Facciamo l'est, tutto l'est, dopo vediamo dove andiamo, non lo sappiamo ancora. Il ritorno è a San Giovanni alla Tisone in Villa de Brandis il 23 luglio. Bene, quindi i mezzi utilizzati sono sempre gli stessi degli altri 3 viaggi? Sì, un attimo revisionati perché è impossibile e sono sempre quelli. La cosa importante, a differenza di tante altre cose, è che andiamo via con tutto quello che ci serve nell'eventualità, però senza nessun mezzo di appoggio, senza niente, soltanto chi ci segue da casa che faranno il tifo per noi, spero. I centri ricreativi estivi del comune di Udine apriranno in luglio, ma 3 hanno cominciato l'attività proprio in questi giorni. Tra questi il Giardino del Torso, che ospita anche i bambini fuggiti dall'Ucraina, nazione che è ancora in guerra. Sono 1535 bambini iscritti ai centri ricreativi estivi udinesi, 3 dei quali sono operativi da questa settimana. Tutti gli altri apriranno ufficialmente nel mese di luglio. La spesa media per iscrizione dei residenti è di 88 euro a settimana, con riduzioni per chi ha ISEE basso, comprensivi di servizio mensa, merende e altre attività, tra le quali la piscina per la fascia dagli 11 ai 14 anni. Le attività sono di notevole valore che vengono proposte, attività ricreative ma soprattutto educative. Delle società sportive addirittura gratuitamente si sono messe a disposizione percorsi di
pallavolo, pallamano, pallacanestro. In più c'è un percorso dedicato proprio al rispetto dell'ambiente. Al centro ricreativo estivo comunale, condotto dalla ludoteca, sono presenti anche bambini fuggiti dall'Ucraina. Stanno già iniziando a orientarsi un po' con l'inglese, un po' con la voglia proprio di imparare l'italiano, insomma ci si capisce, si trovano i punti di contatto. Il gioco è uno strumento eccezionale per questo motivo qui anche, no? Per 3 giorni Aquileia è tornata alle atmosfere del 181 a.C., anno della sua fondazione, una simpatica iniziativa che ci viene raccontata in questo servizio. Per 3 giorni Aquileia è tornata alle atmosfere del 181 a.C., anno della sua fondazione. Un viaggio nel tempo e nella storia dell'antica città romana. Da venerdì, dopo 3 anni di stop, Aquileia rivive atmosfere e ricordi dell'epoca in cui era una delle più importanti città di tutto l'impero romano. Centinaia di rievocatori celti e romani riempiono le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città per l'8ª edizione di Tempora in Aquileia, manifestazione organizzata da Comune, Proloco e Associazione Imprenditore con il sostegno della Fondazione Aquileia. Fino a stasera si potranno visitare gli accampamenti celti e romani allestiti nell'area del fondo Cal e nell'area attorno al foro. Si potrà assistere a scene di vita quotidiana nel centro storico e nelle aree archeologiche, vedendo dal vivo la quotidianità di un legionario romano o di un guerriero celta. Si potranno inoltre scoprire saperi e sapori dell'antico mercato. La valorizzazione del patrimonio del sito UNESCO di Aquileia è il nostro obiettivo, commenta Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, e la rievocazione storica, regalando a tutti un'esperienza immersiva nella storia. È uno strumento efficace di narrazione e coinvolgimento e, nel contempo, un momento aggregativo importante per la comunità locale. A proposito di eventi, si conclude questa sera a Cercivento la festa delle erbe e delle tradizioni. Scopriamo allora i contenuti in questo servizio. Dagli incontri sulle erbe spontanee alle visite guidate alla scoperta della natura. È la festa delle erbe e delle tradizioni che da ieri anima Cercivento, il piccolo e antico borgo friulano che fino a stasera accoglierà turisti e visitatori con mercatini di prodotti artigianali, chioschi enogastronomici con proposte a base di erbe e musica. La festa si celebra in occasione degli antichi riti propiziatori che proprio a Cercivento accolgono da sempre il solstizio d'estate, come il tradizionale lancio delle cidule, spietant las cidulas, e il confezionamento dei mazzi di San Giovanni, Mac di San Juan. Quest'anno a Chiese Morassi è stata allestita la mostra fotografica a Torn Paistai ed è possibile visitare l'antico mulino d'Amalie del 1600, accompagnati da Manlio Morassi, discendente dell'ultima mugnaia. Intanto ieri Grado ha compiuto i suoi 130 anni di vita e di storia. Era il 25 giugno del 1892 quando l'imperatore Francesco Giuseppe la consacrò come il luogo di villeggiatura marina più alla moda dell'impero. Numerosi gli eventi che stanno animando in questo momento le spiagge e il centro storico per festeggiare l'Isola del Sole. Era il 25 giugno 1892 quando l'imperatore Francesco Giuseppe proclamò Grado stazione di cura e soggiorno, dando il via a una storia di sole, mare e successi che ancora oggi elegge questo antico borgo di pescatori a meta balneare preferita dalla Mitteleuropa. Per noi è una grandissima giornata quando si pensa 130 anni fa l'imperatore ha firmato il decreto che ha portato Grado nella posizione di luogo di cura e soggiorno. Il Consorzio Grado Turismo, con la collaborazione di Promo Turismo, il Comune di Grado, ha creato un potpourri di eventi per celebrare questa data importantissima. Abbiamo concerti, eventi teatrali, show cooking, mostre e video mapping, una cosa nuova. Raccontiamo la storia e i tesori della nostra città Grado e anche di Aquileia. Era questa l'ultima notizia, l'informazione su Telefriuli si conclude qui. Buon pranzo a tutti, ci rivediamo alle 19.